Il Monte Grappa, 27 km di salita, morire subito. Prima curiosità sul Monte Grappa. Roby Segan, una patria. Sono a metà giro. Il ritmo delle birre a loro, con le corna. Ciao piccolini. Non pensavo di farcela, meraviglia. Giù sui manubri, non vedendo una mazza. Dai Fiorino, strada libera. Non vedevo l'ora. Ciao raga, benvenuti in un nuovo video. No. Ciao Bragotters! Oggi è uno di quei giorni in cui impazzisco e decido di fare la bragottata dell'anno. Ma per darvi un indizio, ho deciso di partire da uno dei simboli della mia città, che per chi non lo conoscesse è il Generale Giardino. In realtà la sua storia è un po' ambigua, ma magari un giorno ve la racconterò. Gli abitanti di Bassano sanno in quale direzione sta guardando il generale, ma per chi non lo sapesse, sta guardando di là. Sì, Tosi, verso quella montagna là. Ma quella volta non te potevi guardare verso il mare? Dai, ciapette. E quindi ho deciso di fare un video che di certo non riguarderà le mie prestazioni in bici da corsa, né tantomeno i tempi, né tantomeno i com. Insomma, niente di serio, ma che riguarderà solo la mia resistenza fisica. Infatti, ho deciso di affrontare il Monte Grappa, che come ho detto affrontare si è già coperto di nuvole. Molto bene, considerando che siamo a metà ottobre e che ho già freddo. Per chi non lo sapesse, è in moto. Era un camion. Il Grappa offre ben 10 salite diverse ed è uno dei monti più conosciuti nel ciclismo italiano. Io oggi affronterò la più facile, ovvero quella dal versante di Romano de Zellino, che anche se è la più facile, è la più lunga e che parte subito lasciando alle spalle questa Rota X. Maria, se mi piaceria lasciarmi alle spalle la Rota X. Ed ora, come dice questo cartello, mi aspettano 27 km di salita. Per carità, pendenza all'8% di media mi pare un 10 massima, ma comunque 27 km, no banane. E quindi, visto che da qui alla cima non ci sarà manco un rifugio aperto, e neanche un bar verde, così se qua, ho scelto di nutrirmi con le barrette Y-Food, che oltre a sponsorizzare e a rendere possibile questo video, offrono un pasto sostitutivo completo. Infatti questa barretta contiene 250 kcal e il 15% di tutti i sali minerali e delle vitamine di cui il corpo ha bisogno giornalmente. È ricca di proteine, fibre e acidi grassi. E non solo, è anche avvolta da un leggero strato di cioccolato al latte che è buonissimo. E soprattutto non contiene zuccheri aggiunti, che per me panza tanto mai nosè. In descrizione vi lascio un link dove potete vedere tutte le varie specifiche e acquistare le barrette, che vi assicuro che sono molto funzionali, e grazie al codice sconto ROBY10 potete avere il 10% di sconto sull'acquisto. Se mi volete bene, cliccateci, perché è anche grazie a queste collaborazioni che questo canale continua ad esistere. Dai, io so che mi vuoi bene. Ma ora parte la salita infernale del Monte Grappa, e la cosa buffa è che la massima pendenza è esattamente al primo chilometro. Ma se poi morire subito. Il vero problema è che sono più di 10 giorni che non tocco la bici da corsa. Ho avuto un po' da fare. Chi mi segue in Instagram, questo qui, sa benissimo che sono già tornato sulla neve. Intanto che aspettiamo il meteo che si apre, vediamo un attimo l'Instagram di Bragotto, vediamo sull'Esplora cosa ci propone. Adesso è già l'altro. Ecco, la maggior parte sono sue ex ragazze. sì, magari. È imbarazzante, Rob. E quindi non ho davvero la minima idea se riuscirò a portare a termine l'impresa. Ogni anno mi metto in testa di farla e ogni anno, appena parto, me ne pento assai. Se è lunga, arrivar su. Ma detto questo, per farmela passare e per farla passare anche voi, ho deciso di raccontarvi qualche storia curiosa sul Grappa e del Monte Grappa in generale mentre vo su. Intanto sono il primo tornante, il primo dei 64, e adesso è la parte più dura, quindi magari taso e pedao. Ma perché ho fatto sta cagata? Il segreto per fare una salita così lunga, dove soprattutto all'inizio c'è il pezzo più pendente, è andare piano e star tranquilli. Dai Roby, in piedi sui pedali. Spingi qua al 10%. Dai che ti si quasi arriva. Sta senta, sta buon. Te manca 88 tornanti. Oh Maria! E in moto? Per farvi sapere che vi ascolto, ho deciso di vestirmi a strati, come mi avevate consigliato, e di portarmi dietro un bel po' di roba da vestire per la discesa. Peccato che mi sono desmentegai i gambai, ma c'è anche da dire che in salita le gambe non soffrono. Sono curioso di vedere alle 6 stasera se la penso alla stessa maniera, Roby Segan. Ma ora vi racconto la prima curiosità sul Monte Grappa. Nonostante Bassano del Grappa offre una varietà incredibile di distillerie, tipo Poli, Nardini, Capovilla, Italiana Distillati, Fratelli Brunetti, tanto per dire, un giorno o l'altro qualcuno di voi mi sponsorizzerà, no? Con tutti i soldi che vi lascio giù, e tornerà anche in trio qualcosa. Dai, insomma, nonostante questa incredibile varietà, il nome Monte Grappa è stato cambiato più volte negli anni e non sembra avere un'origine precisa, ma sembra derivare dal prelatino knap, cap, crap, che magari era un po' più tedesco che prelatino, ma che significa roccia. Infatti, in cima, se piende sassi, luci, Babbo Natale,
Insomma, che roba là. Ma mi dico, essendo in Veneto, ovvero la regione più bella del mondo, non era più comodo associare il nome a quella che è la bevanda degli dei, il nettare degli dei? Sarebbe stato più facile. So finito, Tosi, so veramente finito. E quindi ora è il momento di far partire Roby Segan che c'è in me. Roby Segan. Wow, no. Roby Segan. Wow, no. Roby Segan. Wow, no. È il pezzo più ripido. Ok, Roby Segan. Grande! Vabbè, lasciamo stare, so finito. Magari voi non lo sapete, ma una delle tappe più dure del Giro d'Italia 2020 partirà proprio da Bassano del Grappa, la mia città, e andrà fino a Campiglio, la città di Maffei. Infatti, questa bragottata del giorno è anche dedicata a quella tappa, perché non potendola fare, visto che sono a Segan, ho deciso che era giunto il momento di fare la fatica immane dell'anno e raggiungere comunque una cima storica del Giro d'Italia. Bravo Mona! Sì, scusate se torno indietro un attimo, ma non potevo non soffermarmi davanti a questa scritta: una patria de Roma, una patria de Amona. Io adoro i miei concittadini. Ma ripartiamo. Prima affrontiamo probabilmente l'unica micro galleria del Grappa. Ci sta sempre. Ed ora la seconda curiosità. Il Grappa è anche famoso per le sue malghe, che nell'antichità erano i luoghi dove gli animali pascolavano e veniva fatto il latte e il formaggio. Ancora adesso è così in realtà. E infatti tra i formaggi tipici della zona ce ne sono alcuni che, oltre a essere famosissimi, sono una bontà. Io vado matto di formaggi, tra cui il morlacco, il nero del Grappa, il biancone, ma soprattutto il bastardo del Grappa. Sicuro adesso YouTube mi demonetizza il video, che vi assicuro, Tosi, se è una bontà, provatelo e fatemi sapere. Ma ora volevo rendervi partecipi di cosa provano i ciclisti amatoriali mezze Segan come me quando arrivano qui a Campo Solagna. Uno fa 13 e passa chilometri di salita all'8-10%, arriva a 1000 metri di dislivello e sapete una cosa? Sono a metà giro. Ma mi dico, ma che sport di merda è? Grinta ci vuole, grinta! È uno sport di merda! Aveva ragione il DS con i boccettini. Ma ora piccolo pezzettino in discesa, da giù sui manubri. Ragazzi, mi sono messo la mantellina perché sono le 2 del pomeriggio e sto già morendo di freddo. Molto bene, ma che bello è. E questa zona chiamata San Giovanni credo sia una delle zone più fredde dell'intero Grappa. La discesa è già finita, molto bene. Però nonostante il freddo, guardate la meraviglia dei colori autunnali di questo bosco. Assurdo, credo fortemente che sia uno dei boschi più belli d'Italia. Vabbè, go esagerato, però di sicuro in questo periodo dell'anno fa la sua sporca figura. Ma ora torniamo all'ennesima curiosità del Monte Grappa e della Grappa in generale. Infatti in Veneto Grappa viene chiamata anche Sgnapa, tant'è che potete entrare in qualsiasi bar veneto e chiedere una Sgnapa, così oltre che mostrarvi dei local vi daranno anche dell'ottima grappa locale. Ma ho scoperto che in piemontese viene anche chiamata Branda, e amici del Piemonte e dintorni, correggetemi se sbaglio. E questo probabilmente perché i piemontesi, come tutto il resto d'Italia tranne che i veneti, non abituati a berne in quantità industriale, dopo una decina di grappe hanno deciso di chiamarla così perché gli si ritrovava in letto, ovvero in branda. Branda uguale letto. No? Mi sbaglio? Fatemi sapere qui sotto con un commento se sto sparando le mie solite monade o se go rason. Tosi, so a metà e non gafo più. Molto bene. Ed ora da questo bivio ricomincia la salita con gli ultimi 10 km che considero infernali. Anche perché sei gli ultimi. E quindi ritogliamoci la mantellina. Ma quante emozioni vi regalo! E ripartiamo subito in piedi sui pedali per scaldarci. Sta a sentà. Ti mancano ancora 13 km di salita, sta tranquillo. Che fatica. Riparti al tuo ritmo. Il ritmo delle birre? Sei già a 10? Grande! Vabbè, vuoi che non mi fermo a fare un saluto a loro? Ormai sapete chi sono. Guardate lei che candida. Infatti questa di sicuro non sarà una mia ex. Te magari con le corna. No, scherzavo. Che carine che siete. Sempre scorbutiche. Cioè, ok vedere le mie ex, ma dopo 100 metri non pensavo di trovare Albi, Emil e Simon. Ma guardali che carini. Ciao. Adesso mi mangia una mano. Lo so Simon, tu sei sempre stato cattivo con me. Ciao piccolini. Certo è che quando vedo ex e amici in montagna significa una cosa: che sono quasi arrivato. Forse. E lo potete notare anche dalla bellezza del panorama circostante. Queste colline sono meravigliose e voi siete delle teste di Vedo l'ossario, Tosi, raccogliamo la merda e ripartiamo gasati, in piedi sui pedali. Sta a sentà che ti si finì. Tra l'altro avevo fatto una foto con la neve in quel posto, vediamo se la ritrovo. Sì, sono ancora un fotografo, su Instagram potete darci un'occhiata. Che bei posti, che go, vissi in casa. Ultimo bivio prima della vetta. Peccato che qua c'è l'ultimo strappo mortale e ovviamente si arriva anche al nuvolo. Quindi in piedi sui pedali, dai tutto adesso. Sta sentà. Va pian che te arrivi e immagina cosa puoi trovare al rifugio. A Bira. Trin trin. Non ci credo, ci sono quasi. Pazzesco, non pensavo di farcela. Zona monumentale del Grappa. Sono arrivato ed è con una nonchalance assoluta, senza neanche aver sudato, che posso dire di essere arrivato in cima Grappa. 27 km di salita, forse una delle più lunghe del Veneto, ma guardate che spettacolo.
Meraviglia, sono finito. Ma ora andiamo a fare quello che mi viene meglio. Sì. Oh. Ciao, ciao, ti posso chiedere una birra media per favore? Non filtrata, grazie. Grazie mille. Oh, salute ragazzi. E ora vestiamoci il più possibile, ragazzi, che sarà 3 gradi, e con quello che è un panorama epocale e con un freddo alle gambe che non vi dico, giù sui manubri Roby e via nella terra di Mordor. Frena. Facciamo la discesa per Semonzo, 20 km de freschin rispetto ai 27 di salita, e poi ditemi se non so mona. E non vedendo una mazza che neanche a Milano, come le fai le curve Roby? Guarda che esse. Ecco, sono partito da 500 metri e non sento neanche più le dita delle mani. Molto bene, vorrà dire che non frenerò. Giù il ginocchio qua. Bravo. Qui non stiamo puntando al com, ragazzi, stiamo puntando alla sopravvivenza. Quanto fa freddo. Uscirò da Milano centro, 26 tornanti di delirio. Mamma! In questo tratto di falsopiano dove inizio a ricordarmi come mi chiamo, anche se ormai non sento più né l'uso delle mani e non più l'uso delle gambe, vi volevo chiedere se vi sono piaciute le varie curiosità del Monte Grappa. Sappiate che ce ne sono un sacco altre e che ci sono 10 salite e che quindi potrei raccontarvene di tutti i colori. Ma perché questo succeda, iscrivetevi al canale prima della mia ibernazione. È gratuito, non vi costa niente e supportandomi mi date la possibilità di continuare a portarvi contenuti simili e video da mona. Come che so andrei a morire da freddo. Sto pedalando per vedere se ho ancora le gambe comunque tosi. Ciao, ciao. Sono l'unico vestito in braghette corte e coi guanti con le dita fuori. Molto bene. Qua non posso non farlo. Dai Fiorino, guarda qua. Bravo, vai gasato. Dai, non si può. Strada libera. 1 e 2. Infilzati, discesa finita, tuosi, e vi invito a cliccare sui link in descrizione così da darmi una mano e supportare così il canale. Trovate anche tutti i miei social, tra cui Strava, così potete vedere che non ho mentito. E ai più affezionati volevo dire che stanno per arrivare i video di snowboard. Sì, non vedevo l'ora. Anche per questa volta è tutto, ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao! 19 birrette, me le bevo tutte stasera.